Buongiorno a tutti dalla vostra trainer Cristina. Oggi voglio mostrarvi una piccola sequenza di stretching per rilassarci o allungare i muscoli che possiamo sempre fare comodamente da casa. Basta disporre di un piccolo spazio e di un tappetino. Allora, ci sediamo, gambe allungate, andiamo ad allungarci sulle gambe, a salire verso l'alto e scendo con le braccia. Allungo sulle gambe, allungo la schiena e le braccia verso l'alto e fuori l'aria. Allungo, salgo e ripetiamo ancora 2 volte. Allungo, ancora una volta, allungo e fuori l'aria. E portiamo tutte e 2 le gambe piegate da una parte, quella che desiderate, una gamba dietro all'altra, il nostro bacino rivolto in avanti, scendo con la pancia sulla gamba, mi allungo con le braccia in avanti, rimaniamo qualche secondo, posso anche appoggiare la fronte sul pavimento e torniamo. Lasciamo le gambe lì e cerchiamo di tenere la nostra colonna vertebrale dritta, allungata verso l'alto. E di nuovo qua mi allungo e scendo fuori l'aria. Mi allungo e fuori l'aria. Ancora uno, mi allungo, fuori l'aria e mi appoggio e andiamo ad allungare bene il fianco e il braccio verso l'alto. Quando siamo qui andiamo a piegare il gomito per allungarci ancora di più. Sentiamo bene il nostro fianco, i nostri muscoli che si allungano. E poi piano piano torniamo. Riportiamo le gambe al centro, andiamo ad afferrarci le caviglie e andiamo ad allungarci. Cerchiamo di spingere la pancia e il petto contro le gambe. E risalgo verso l'alto, inspiro, fuori l'aria e di nuovo scendo, mi prendo le caviglie, se non riesco ad arrivare alle caviglie va bene qualunque punto della gamba e mi allungo. Cerchiamo di far aderire bene le gambe al pavimento e ritorno e inspiro, mi allungo, fuori l'aria e andiamo a piegare le gambe dall'altra parte. Tutte e 2 le gambe in sequenza una all'altra, il bacino in avanti, scendiamo con la pancia sulla gamba e allunghiamo le braccia avanti. Metto il peso in avanti e se voglio posso andare a appoggiare la fronte sul pavimento. Rimaniamo qualche secondo. E ritorniamo piano piano, le gambe rimangono lì. E mi allungo verso l'alto, cerchiamo di allungare bene la colonna vertebrale, la schiena e fuori l'aria. Ancora una volta, mi allungo bene verso l'alto e fuori l'aria. Ancora una volta, mi allungo e fuori l'aria e mi allungo con il fianco. Cerchiamo di mettere il braccio in linea con il nostro fianco e poi andiamo a piegare il gomito per allungare di più. Allungo, 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 rimango qualche secondo. E ritorniamo piano piano e riportiamo le gambe al centro. Questa volta cerchiamo di schiacciare le punte, di spingere le ginocchia, di far aderire bene le gambe al pavimento. E andiamo ad allungarci spingendo la pancia contro le gambe. Rimaniamo qualche secondo e ritorno, inspiro verso l'alto, fuori l'aria e stop. E anche per oggi è tutto dalla vostra trainer, vi auguro una buonissima giornata. Alla prossima, ciao!